Noi abbiamo una possibilità storica oggi di restare dove siamo per questa legislatura e probabilmente anche per la prossima. Questo dipende anche dal fatto che, come sapete, l'opposizione è molto divisa, è molto disgregata. Meriti propri, ma anche demeriti altrui. Questa è la fotografia politica che il guardasigilli Carlo Nordio ha scattato in mattinata a Preganziola, intervenendo alla presentazione del candidato sindaco dei Meloniani con Lega e Coraggio Italia. I toni sembrano più da analisi che da invettiva. Non so nemmeno se questo sia un bene, perché un'opposizione magari solida e seria serve alla democrazia. Invece noi assistiamo che dall'altra parte c'è proprio una specie di quasi di competizione accesa. Noi comunque, ecco, in questo modo esprimiamo l'unità che c'è nel centrodestra, unità che naturalmente non significa ripudio di quelle che sono le identità dei singoli partiti che lo compongono. Certo, le europee, con il voto di lista e non di coalizione, stanno esacerbando le differenze. Ogni partito è pronto ai nastri di partenza con i propri nomi, così Fratelli d'Italia. A Pescara noi avremo il quadro completo, anche perché interverrà la leader sul palco, quindi è il 28. Il deposito delle liste è previsto in Veneto per il 1° maggio e quindi per quella data avrete nomi e ufficialità di tutte le candidature. A partire proprio dalla candidatura della stessa Meloni, che è poi comunque una candidatura importante e quindi che ha anche riflessi poi sulle eventuali candidature locali. In pista per il Veneto ci sarebbero la sindaca di Portoviro, Valeria Mantovan, la deputata veronese Maddalena Morgante, il consigliere regionale Daniele Polato. Quanto a Elena Donazzan, ha già iniziato la sua partita, l'ultimo a scendere in campo, Luca Spavanetto. Ho sciolto le riserve e il partito mi ha chiesto di fare questa corsa e naturalmente ho accettato. È una sfida che parte dalla provincia di Venezia, naturalmente per tutto il collegio Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna.